è già da oggi in arrivo una doppia perturbazione sull'Italia. Già da stasera si dovrebbe far avanti partendo dal nord Italia. Quindi, come avevamo già promesso, anche questo fine settimana sarà all'insegna del maltempo. Quindi sabato e domenica, ragazzi, perlomeno al nord il tempo non sarà di quelli, diciamo, estivi. Sarà un forte maltempo. Ciao Alessandro. Quindi le regioni nord-orientali saranno le prime a fare i conti con questo, diciamo, forte maltempo in arrivo. Quindi massima attenzione. Gli esperti tengono paura delle grandinate, in effetti, che possono essere molto violente, quindi massima attenzione come sempre. Ci saranno giustamente forti venti, quindi il Friuli, il Veneto, l'Emilia Romagna, il versante adriatico stanno a rischio, in effetti, di questa grandine che potrà fare danni, quindi, ed anche l'Abruzzo, ragazzi, quindi massima attenzione. La protezione civile ha emesso anche un'allerta gialla valida dalla mezzanotte di stasera sul territorio, diciamo, di Bologna, Ferrara, Ravenna, Cesena, Rimini e Forlì. Quindi in effetti si stanno già movimentando. Sì, farà maltempo, sì, sì, in tutto il nord, sì. Sì, sì, anche a Verona, sì, sì. Quindi massima attenzione, ragazzi, questo vale per il nord Italia, da stasera per domani. Poi invece per domenica è una cosa più del Tirreno, in effetti. Ciao Giuseppe, ciao Alessandro, ciao, ciao, sì. Sì, ancora l'Abruzzo, sì, sì, oggi, stasera e domani l'Abruzzo. Poi domenica sarà più interessato, diciamo, le regioni meridionali. Quindi diciamo che questo maltempo sarà stasera, stanotte e domani. Poi dovrebbe colpire il Tirreno, cioè le regioni tirreniche. Quindi domenica sarà più una cosa nostra, in effetti, come Lazio, diciamo Molise. No, no, anche l'Abruzzo, anche domenica, sì, sì. Quindi rischio di alte grandinate. Devo vedere questo fatto dell'UFA, non lo so, ti dico una bugia. Comunque lo vado a vedere, non lo so perché adesso mi sono collegato, quindi non l'ho visto ancora. Quindi UFA a Rimini, devo vedere. Non lo so. Comunque ragazzi, le temperature comunque saranno stazionate, quindi diciamo che non ci sarà né un abbassamento, però sì, sì, anche qui in Campania, sì, sì, ciao Marcella, sì, sì, ma domenica però. Oh, stasera e domani sono, diciamo, diciamo, il nord, neanche il centro. Poi domenica sarà il centro e, no, e il sud, diciamo, il maltempo. Quindi saranno due perturbazioni diverse in effetti, perciò ho scritto doppia perturbazione. Una che colpirà stasera e domani il nord e l'altra domenica che colpirà il centro e il sud. E qua no, l'ho fatto io il dialetto perché voglio distinguermi dagli altri canali, una cosa mia diciamo in effetti, quindi lo parto in italiano, poi comunque lo giro in dialetto napoletano mio, diciamo in effetti. Quindi lo propongo prima in italiano e poi lo cambio in napoletano perché diciamo quando faccio la live non posso tradurlo in napoletano. Sì, sì, mica mi è successo quasi di tutto. Guarda, ho visto anche le auto che galleggiavano a pescata, penso un po'. Mi ha mandato un video il ragazzo e allora una cosa pazzesca. Sì, sì, era per fare una cosa nuova, sempre, se no dovremmo fare sempre gli stessi titoli, invece io lo cambio in napoletano e faccio qualcosa di nuovo, e quello solo ho fatto. Però al finale nel video non è che parlo proprio napoletano, dai. Anche se a dire la verità a me mi è difficile parlare italiano perché qui di solito io parlo sempre dialetto, quindi
ci provo a parlare italiano, quindi lo so benissimo che non lo parlo bene, però ci provo. Vabbè, poi alla fine capite comunque. L'importante è questo. Quindi ragazzi, allora, stasera e domani il nord sarà, diciamo, sì, l'ho visto, adesso l'ho visto. Stasera e domani, ciao Massia, ci sarà maltempo al nord, invece domenica ci sarà al centro e a sud. Quindi massima attenzione diciamo, alle tempeste di grandine in realtà. Vieste, sì, sì. Quindi massima attenzione ragazzi, in caso di grandine copritevi la testa, che è quello necessario. Quindi, lo so, però a volte scivola sempre la parola napoletana, quindi... Sì, grazie, sì, sì, domenica qui da noi, sì, sì. Anche se a dirti la verità, grazie, già oggi a Salerno il tempo non è buono buono, come ti devo dire, è non nuvoloso, però è metà e metà. Cioè, fa caldo che fa caldo, però è strano il tempo, diciamo così, va. Esce sole, non esce sole, una cosa strana. Poco fa ha incominciato un po' a piovere e poi subito è terminato, c'è un casino proprio. Ciao Alessandro, ci sentiamo. Sì, sì, ma tu hai visto quella macchina? Io ho visto un video di una macchina, povero quel ragazzo che ha comprato quell'auto, distrutta proprio dalla grandine, l'ho detto già in un video. Ma proprio avevi buchi quest'auto, a parte tutti i vetri rotti, ma poi ci stavano tutti, sai, le ammaccature della grandine, cioè, voglio dire, a quello ci vuole l'auto nuova, altro che ripararla. Sì, sì, pure a te, grazie, buon weekend a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi, se ci sarà qualche altra notizia particolare, come sempre farò la diretta. Vi auguro una buona serata e ci sentiamo alla prossima. Sì, sì, vabbè, questo è normale, Ale. Vabbè, ragazzi, un saluto da Salerno e ci sentiamo più tardi, sicuramente con qualche notizia. Ciao Marcella, ciao Giovanna, ciao Ale e ciao Antonio, ciao a tutti ragazzi, ma si a tutti. Sì, sì, Alessà, sì, come la fermi?